Storico debutto nella Coppa del Mondo di sci in Valle di Fassa. Siamo alla Volata, questa meravigliosa pista inaugurata nel 2019. Bellissima discesa al passo San Pellegrino. La nera senza confini, come viene definita. Sta preparata alla perfezione. E la vista che si gode è fantastica. Una domenica che resterà nella storia del nostro sci. Il sogno è realtà. Nel 2018, dopo averla tanto sognata, abbiamo inaugurato la Volata. Per noi era un progetto molto ambizioso. Quel giorno qualcuno disse che era una pista da Coppa del Mondo, ma a noi piace tenere i piedi per terra e abbiamo continuato a lavorare in questi 3 anni per realizzare tutto quello che serve per un grande evento, compreso questo rifugio. Nel dicembre 2020 arrivò la telefonata del presidente della FISI, Flavio Roda. Ci chiese se eravamo pronti. C'era una grande opportunità, recuperare 2 gare di Coppa del Mondo, che poi alla fine diventarono addirittura 3. È stata una grande notizia, ma l'abbiamo colta con un po' di preoccupazione. C'erano solo 2 mesi di tempo per organizzarci ad entrare nello sci che conta. Chi l'avrebbe mai detto che la Coppa del Mondo sarebbe arrivata al passo San Pellegrino e soprattutto in tempi così brevi? È stato un evento a porte chiuse, ma ha avuto lo stesso tantissimo pubblico. La Ragut ha ipotecato la Coppa del Mondo e Federica Brignone ha vinto il Super G, emozionando tantissimi italiani che l'hanno vista scendere fra le porte della Volata. Vagli contro fuochino. Sono stati 5 giorni di grandi emozioni, abbiamo vissuto un'esperienza fantastica e abbiamo dimostrato di avere le carte in regola. Ora speriamo che per la Val di Fassa questo sia solo un punto di partenza. Da 16 anni la Val di Fassa accompagna la FISI nel progetto Piste Azzurre. Avevamo già creduto nei campioni dello sci ai tempi di Tomba, che era testimonial della Val di Fassa negli anni 90. Ora ci è arrivata questa grande opportunità di entrare nel grande circo della Coppa del Mondo e pensiamo di aver riconosciuto le aspettative. Calma, succo le orecchie e tiriamo fino alla fine. Ora la Val di Fassa può contare su un gruppo importante di persone che hanno maturato questa bella esperienza utile per essere pronti alla prossima occasione.